Vai. Eccoci qua, ritornati sul campo, o meglio tra le serre, ritorniamo sulla coltivazione biologica. Infatti, come vedete il cartello, su una coltura che è diciamo il mio cruccio di quest'anno, è la melanzana. È una coltura molto difficile per i parassiti che ha, per le problematiche che ha, è una coltura in questo caso innestata su pomodoro, seppur melanzana, ma è su un piede di pomodoro interspecifico, il selvatico per il coltivato, che dà una spinta maggiore, una precocità maggiore. Qui abbiamo solo due varietà del gruppo Seminis Dalia e un siglato, come vedete la SV 2162, la coltura è partita bene, abbiamo avuto solo un piccolo focolaio di afidi, ma attraverso Affidius con le mani, attraverso un prodotto che è il Poker della Bioplanet con cui collaboriamo attraverso la cooperativa Spazio e il gruppo Geofin, che ci stanno dando una mano nel monitoraggio, nei consigli di lancio degli insetti. Il Poker è un 4 specie tra predatori e parassitoidi degli afidi, siamo riusciti praticamente a eliminare gli afidi. Altri problemi non ne abbiamo avuto, tripidi stiamo controllando con l'Orius e lo Swiskis ci controlla Mosca Bianca, però 15 giorni fa è arrivata una problematica inaspettata. È arrivata la batteriosi, non so dirvi se è un Xanthomonas o un Pseudomonas o l'Ervinia, è una batteriosi, ve lo assicuro, perché le zone colpite, se si annusano, puzzano e quindi è batteriosi. Non so dirvi se è arrivata il problema primario o secondario, so che sta facendo collassare qualche pianta, soprattutto la fila, questa la prima alla destra del camera, alla vostra destra. La stiamo controllando essendo biologico, con rame, propoli, con il Bacillus subtilis e con un prodotto a base di estratto di pompelmo che ovviamente non cura la batteriosi, la blocca, è un batterio statico. Per adesso pare che ci siamo riusciti, vedremo nelle prossime settimane, soprattutto poi con queste temperature. Se vedete la pianta, prego il cameraman di far vedere, è stata defoliata in maniera forte, in maniera strong, proprio per facilitare la reazione e quindi la cicatrizzazione delle parti interessate dagli attacchi di batteriosi. E ripeto, vedremo nelle prossime settimane. Sono già state fatte 4 raccolte, siamo all'incirca di 1 chilo, parliamo di melanzana oblunga, valuteremo nel proseguo della coltivazione eventuali risvolti. Il nostro obiettivo della coltivazione biologica è proprio capire pregi e difetti per cercare poi di dare risposte agli agricoltori. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente io non ho fatto i 3 anni di conversione che mi interessano relativamente, io non devo ovviamente commercializzare con marchio biologico, seppur vendo ovviamente al mercato in una sorta di autofinanziamento. Io voglio vedere e riscontrare i problemi che hanno gli agricoltori per poi ovviamente parlare con i tecnici delle ditte sementiere, con i tecnici delle ditte agrofarmaceutiche e capire qual è la risposta che può dare il mondo agrofarmaceutico per riuscire a risolvere le problematiche. Direi a questo punto di cambiare la coltura, passare sul cetriolo slicer, il classico prodotto lungo 20 cm, leggermente spinato, con pruina, che dà senso di freschezza al prodotto. È una prova partita fine di marzo, primi di aprile, siamo a metà delle raccolte, siamo già per alcune varietà più promettenti a 8 kg di prodotto commerciale a metro quadrato. Eccola qua, come vedete alle mie spalle. Vedete le piante sono già state belle pulite, la parte bassa, perché quando si raccoglie, si arriva a questa altezza, la tecnica agronomica ovviamente ti consiglia di levare le foglie che in questo caso sono inutili, di dare maggiore areazione, di dare maggiore sanità. Se il cameraman riesce a inquadrarmi, scusate degli infestanti, abbiamo l'ingrossamento di questo pezzo di fusto dal colletto a questo punto. Qui abbiamo l'inserimento del nesto, che è la cultivar che noi vogliamo coltivare, che è stato innestato nel mese di febbraio su zucca, quindi dà una vigoria maggiore alla pianta stessa, si riesce allo stesso tempo a avere una densità più rada, ma quello che mi interessa di più è proprio la vigoria, la maggiore allegagione, un maggior assorbimento dell'acqua e dei nutrienti, un prodotto più fresco e un prodotto anche meno amaro. Ricordiamoci che il frutto di cetriolo
se nelle varietà diciamo di circa 10-15 anni fa aveva il difetto in alcuni casi di essere amaro e quindi essere sgradevole alla bocca del consumatore. E quindi con una pianta innestata si è visto che dà anche più freschezza, anche se è la genetica ti aiuta molto. Però ricordate che la genetica ti aiuta, ma se una pianta è stressata il frutto comunque tende a essere amaro. Anche qui la difesa è complessa perché i parassiti sono notevoli, siamo in un integrato spinto. Quindi abbiamo comunque l'utilizzo di alcuni antiparassitari all'inizio, nematocidi, parliamo di fungicida fino a fine di giugno, e infatti non abbiamo nessuna foglia colpita da oidio e abbiamo il lancio di insetti similare a quello che abbiamo fatto sul peperone e sulla melanzana. Per adesso, ripeto, andiamo avanti per altri 15-20 giorni, abbiamo tra 20 giorni già le piante pronte in estate per essere sostituite e arriveremo intorno a 13 kg a metro quadrato. Adesso direi di passare la linea ancora al dottor Vita. Prego. Grazie Franco. Volevo farti una domanda che sicuramente ti riporteranno. Volevo capire qual è la prossima serra, dove stai andando adesso? Qual è la prossima serra? Il tunnel 10. Tunnel 10, ho capito cosa c'è nel tunnel 10. Pomodoro, grappolo e marmande. Sì, Renzo, parla pure tu, Renzo Micheletto, dici tu cosa sono? Ti sentiamo, sì. Allora, due tipologie di pomodoro a grappolo e sì, che peraltro è molto buono. Allora, prendiamo la linea da qui mentre loro si spostano un attimo, li vedete? Perché vi devo dire una cosa, vi ho detto prima che domani c'è la giornata aperta qui a Po di Tramontana, il centro ortofloricolo di Veneto Agricoltura, però vi devo chiedere una cortesia sempre per quanto riguarda ovviamente le misure anti-Covid. Sarebbe opportuno, anzi è opportuno che più che domani mattina vi presentiate qui, andate sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Immediatamente vedrete sulla destra che ci sono le giornate, cioè c'è l'informazione sulle giornate per l'irrigazione di precisione. Cliccate, andate dentro e trovate tutte le istruzioni per potervi iscrivere, perché è necessario ovviamente che ci sia una certa gestione degli afflussi e questo è molto importante, quindi cortesemente volete venire domani, venite, però iscrivetevi, va bene? Ecco, grazie. Adesso so che di là si sono quasi preparati, sono quasi pronti, allora prego la regia di inquadrare anche il tunnel 10 e quindi diamo la linea ancora a Franco Tosini che ci parla ancora di pomodoro. Vai Franco. Eccoci qua, ritornati all'interno della serra, vi assicuro che è abbastanza fresca, parliamo di pomodoro, siamo ritornati, è l'ultima serra, ve lo assicuro, poi non vi tedio più. Qui è una prova varietale, coltivazione integrata, con due tipologie, tipologia a grappolo, quindi diverse varietà, qui ne abbiamo una quindicina, mi pare che siano, materiali di riferimento, materiali in corso di registrazione, mentre alla vostra destra vedete il marmande, che è la tipologia classica siciliana, con questo frutto costoluto schiacciato, con colori anche alle volte molto forti, che attraggono, un verde brillante, con spallatura. È una tipologia che nel nord Italia si fa poco, però nell'ottica della diversificazione del prodotto, quindi anche dell'innovazione nel nostro territorio, è giusto provare. È una prova che stiamo facendo in collaborazione con l'Apo Scaligera di Verona per diversificare, come vedete, il mercato, rendere, come posso dire, un pomodoro che ha un gusto più sapido, un gusto più interessante. È un pomodoro però che ha in alcuni casi, in alcune varietà, ancora geni ancestrali e produce alle volte dei fioroni importanti che non sono commerciabili ma sono alle volte di scarto. Abbiamo iniziato a raccogliere fate conto da una settimana, siamo poi più indietro, il trapianto a metà di aprile. Per quanto riguarda problematiche di coltivazione, in questo caso non ce ne sono per adesso, valuteremo nel prossimo periodo. Mentre il grappolo non abbiamo ancora fatto nessun tipo di raccolta, aspettiamo ovviamente che il grappolo prenda colore. Nel grappolo l'importanza è quello di avere
un grappolo 6-7 frutti, colorazione rossa, brillante, attraente e che deve pesare almeno 120, 130, 100 grammi a bacca. Bisogna dire anche la verità che le nuove varietà, i nuovi ibridi particolarmente performanti, devo dirvi, sono piante sì vigorose, ma hanno internodi molto corti, quindi fermo restando la lunghezza di X ha più palchi rispetto a varietà più vecchie, e tende a legare molto, che è un difetto se vogliamo, perché allegando molto supponiamo 8-9 frutti non ingrossano in maniera, come posso dire, performante e sufficiente per poi essere conosciuti al mercato. Infatti i produttori più, come posso dire, più imprenditori, nel momento in cui mandano il personale operaio a legare e a scacchiare la pianta, quindi le femminelle, vanno a determinare una piccola potatura al palco fiorale, il cosiddetto pruning, quindi selezionando i frutti, quindi avere massimo 6 frutti per avere una pezzatura maggiore e quindi poi un prezzo maggiore. Il grappolo, a mio modo di vedere, è in calo nella regione Veneto per problemi di commercializzazione, perché in regione Veneto si preferisce il cuore di bue, è un pomodoro che ha un gusto importante, poi soprattutto gli ultimi ibridi ha produzioni abbastanza interessanti, però per me il grappolo è un qualcosa che dovrebbe ritornare, perché andando a creare questo pruning, questa nuova tecnica di coltivazione, potrebbe diventare interessante anche per quanto riguarda i costi di produzione, perché qui raccolgo il grappolo, un taglio, 6 frutti, e se fate il conto è importante il peso. Ecco, io direi, non so Lorenzo se hai eventualmente altre domande. Sì, ma una domanda molto semplice, nel senso che tu ci hai mostrato oggi queste serie dove sostanzialmente in molte di esse abbiamo delle prove varietali, e tu poi fai un'analisi di queste varietà, ci racconti quali parametri vai a registrare, quali sono i parametri che poi ti chiedono che vanno a contraddistinguere le specifiche varietà, che siano pomodoro, melanzana, peperone, no? Ma ci sono alcuni parametri che tu probabilmente scegli. Ecco, se ce li racconti ci fa un piacere. Grazie Lorenzo. Allora, sì, noi ovviamente di tutte queste prove, quindi parlo delle prove in serra, prove in piano campo, raccogliamo tutta una serie di dati che vengono elaborati, vengono sistemati in tabelle, vengono pubblicati e vengono usufruiti dai produttori, ok, direttamente o attraverso noi che facciamo convegni e incontri. Ovviamente noi raccogliamo tutta una serie di dati, dalla prossima settimana si valuterà la pianta, lo sviluppo, il vigore, il calibro del fusto, la lunghezza degli internodi, la vigoria, l'accrescimento, per parlare della pianta, poi tutto quello che è dei frutti, quindi dall'uniformità dei frutti alla colorazione dei frutti, nel grappolo alla sgrappolatura che è un difetto, alla spaccatura, tutti i valori che vengono poi comparati per le diverse varietà, e attraverso delle procedure di comparazione emerge una lista varietale ovviamente per il Veneto. Ovviamente ci ascoltano, ci contattano, si scaricano le pubblicazioni anche produttori siciliani che ovviamente sappiamo con i loro 7-8 mila ettari di colture protette di pomodoro, sono quelli che fanno da padroni a livello Italia, ma molte varietà che vanno bene qua alle volte anche vanno bene, sono performanti in Sicilia. Quindi sono quei dati che interessano i produttori, i tecnici, per capire nel loro territorio, nella loro serra, quale coltivare. In realtà negli ultimi anni, parliamo degli ultimi 10 anni, okay, i dati di performance produttive sono importanti, ma sono venuti un po' a calare, perché quello che sta interessando nell'ultimo periodo, non solo nelle solanacee, quindi nelle piante orticole a bacca, ma anche nelle piante a foglia, la resistenza e tolleranza alle principali malattie. Ormai non si parla più di difesa integrata, si parla di produzione integrata, dove si va a integrare i diversi sistemi di difesa, dall'agronomico al genetico, quindi cercando delle cultivar più tolleranti alle malattie, quindi ridurre, per non dire azzerare, quindi residuo zero, la distribuzione
distribuzione dei parassitari. Quindi andare a trovare una varietà di pomodoro resistente a fusarioli, resistente alla cladosporiosi, resistente tollerante allo sviluppo di nematodi, vuol dire dare uno strumento in più all'agricoltore e quindi nell'ottica della programmazione riesce a ridurre i trattamenti dei parassitari, ed è un gran, diciamo, come posso dire, un gran risultato. Sì, sicuramente quello è importantissimo. E hai mai pensato di introdurre dei panel test o sono proprio complicati? Cioè per quello di valutare anche il gusto, soprattutto sul pomodoro in questi anni la ricerca genetica ha perso, no? Spesso in gusto, cioè abbiamo ottenuto delle resistenze, abbiamo ottenuto una shelf life, come si dice, più lunga, abbiamo ottenuto una bellezza esteriore che attira molto, ma abbiamo perso un po' in gusto. Allora forse introdurre, forse è complicato, ci hai pensato? No, ci abbiamo pensato nel passato, tra l'altro grazie anche all'Università di Padova, ai colleghi dell'Istituto Agroalimentare di Tiene, abbiamo fatto dei panel test, soprattutto con il cuore di bue, che è la tipologia che ovviamente regna di più nel Veneto, e abbiamo addirittura fatto anche delle comparazioni tra le selezioni locali, okay, e gli ibridi. È emerso anche una cosa molto importante, anche carina da dire, mentre le selezioni locali sono selezioni importanti per la vendita diretta perché non hanno shelf life, non hanno durata, diciamo, non si conservano così facilmente, nel momento in cui invaiano, okay, poi maturano velocemente e quindi la grande distribuzione non le vuole, però per la vendita diretta sono fenomenali, sono eccezionali perché si dà effettivamente un gusto superiore. In realtà l'ibrido, che ha una shelf life molto maggiore, viene raccolto invaiato, quindi quando la massaia lo trova alla grande distribuzione lo trova sì rosso, ma è maturato sulla cassetta e quindi il gusto viene minore. Se in realtà anche l'ibrido viene raccolto maturo sulla pianta, ha comunque un gusto importante. Sul cuore di bue, mentre su altre tipologie, ricordiamo l'insalata rotondo, ha perso molto del gusto e infatti si è persa il consumatore ha perso la fiducia su questo pomodoro a fronte del cuore di bue, a fronte dei ciliegini e daterini, dove il gusto è ancora marcato e marcato per la dolcezza, per il grado Brix, anche se, apro e chiudo parentesi, il ciliegino anche lui ha perso un po' di questa caratteristica perché la coperta, il miglioramento genetico io lo descrivo sempre con una coperta diciamo che tiri da una parte e scopri dall'altra. Infatti il ciliegino è andato più sull'aumento dei chili a metro quadrato e ha perso il gusto. Il panel test lo vogliamo riprendere in mano con l'Università di Padova e i colleghi di Tiene sul cetriolo. Il cetriolo ci chiedono in molti, sicuramente varietà performanti, sicuramente varietà resistenti e tolleranti ai principali fitopatologie, ma nel momento in cui la pianta va a stressarsi un po', il gusto è precario. È un po' come sul melone: se è amaro il cetriolo non si prende, se il melone è poco, diciamo, dolce non si prende. Il cetriolo bisogna fare un panel test fatto bene, basterebbe anche prendere 3-4 massaie per poter capire qual è più, diciamo, il prodotto più performante.